Allora, saluto a tutti e con una piccola video per imparare una canzone che poi conoscete tutti che si chiama Ricordo di Sorgenti. Dunque, ma comincio a bere l'arpeggio a mano diritta, dunque mi metto vicino alla camera, allora è una realizzazione casana, dunque si vede mica tutto a provare va per meglio. Ecco, dunque l'arpeggio è assai semplice. Qui è uno, dunque ricomincio. Dunque. Ecco per il primo. Dunque qui è una misura. State una misura nanta o do maggiore che è l'accordo, il primo accordo della canzone. Ecco, allora vado a bere l'accordi. Dunque, do maggiore. Il secondo accordo, sol maggiore. Dunque, uno qui e un duccio qui. Se non ci lavate mica a farlo, fate pure così. Dunque. Il terzo accordo, la minore. Mi minore. Allora, la difficoltà di questa canzone è che c'è un Fa maggiore, dunque ci voleva fare un barré il primo quadretto e fate come un Mi maggiore, dunque un Mi maggiore così, mettete il primo, l'avanzate di un quadretto, arrivate così di così e Do e Sol, due misure. Ok, allora ricomincio, la faccio usare, una misura di Do, una misura di Sol, una misura di La minore, una misura di Mi minore, una misura di Fa maggiore, una misura di Do maggiore e due misure di Sol maggiore. Tutto il mondo ha capito qui. Allora, per mano giraggio diritta. Dunque, suonate non tra le quattro corde di un mezzo, è l'accordo di Do maggiore. Per l'accordo di Sol, saltate la corda di La, vi mettete nella corda di Mi e i tre di questi stanno alla sua piazza iniziale. Per l'accordo di La maggiore fate come per il Do. Per l'accordo di Mi come per il Sol. Per l'accordo di Fa come un Mi. Do, dunque tutto a mezzo. E Sol. Qui a orte. Ecco, allora vado a allontanare per mostrare la canzone. Sana. 3, 4. Allora, per quelli che stradiediano a fare il barré, poteva anche questi, fate come infatti, si tre questi, vi faccio vedere, e suonate le corde di un mezzo.
ecco, un po' di va.